Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Siamo con Marco Giunio De Sanctis, presidente FIB. Presidente, di scena dunque la bocciofila Serenissima, la Coppa Italia per club. Come è stata decisa la formula quest'anno? Ma è la formula dell'altro anno, perché è una formula innovativa. Abbiamo un po', copiato il calcio a grandi linee, nel senso che abbiamo preso le più forti della Serie A, della Raffa, quindi chi ha disputato la Final Four, poi le due che hanno vinto il girone della Serie A2 e più le due più forti che hanno vinto i gironi, che hanno fatto anche uno spareggio della B. Quindi abbiamo fatto partecipare alla Coppa Italia, la Serie B, la Serie A2 e la Serie A, proprio per dare la possibilità ad altre squadre di poter accedere a una manifestazione così importante, scegliendo il Veneto per l'ennesima volta, perché il Veneto ha ospitato già con questo 6 grandi eventi quest'anno. Devo dire un grande applauso al Veneto, in un bocciodromo che è veramente degno di questa manifestazione. Ecco, una partecipazione molto forte, tra l'altro, segno che questo sport, specie qui in Veneto, è molto praticato, molto sentito. Ma il nostro sport è praticato in tutte le regioni d'Italia, è molto sentito perché è uno sport popolare, uno sport antichissimo, risale al tempo degli Etruschi, quindi le bocce le praticano tutti, le hanno praticate tutte. Nell'immaginario collettivo non è ancora considerato quello sport a tutto tondo che invece è, soprattutto per determinate specialità che sono altamente agonistiche, proprio perché dà la possibilità a tutti di praticarlo a qualunque età, in qualunque momento e in qualunque terreno di gioco. Quindi forse questo è una grande cosa, l'accessibilità totale, ma è anche un vulnus per la federazione, perché si ritiene spesso che possa essere praticato soprattutto dalla terza fascia d'età. Questo è giusto, è bello, ma le ripeto, ci sono anche gli atleti giovani, le donne, i disabili, e ci sono tutte le fasce di età che si affacciano a questo mondo che è veramente affascinante, molto popolare, molto verace. Ecco, come diceva lei giustamente, è un mondo molto inclusivo. Come sta crescendo attualmente il movimento delle bocce in Italia e in Veneto in particolare, visto che siamo in Veneto? Ma il Veneto, ripeto, sta facendo un ottimo lavoro, perché tutte le innovazioni che sono state apportate con la mia presidenza, e sono state tante perché per anni ci siamo crogiolati sui numeri, ma i numeri non bastano, ci vogliono i risultati, ci vogliono i grandi eventi, ci vuole la comunicazione. Noi dobbiamo lavorare molto sulla comunicazione, dare un'immagine realistica di quello che è il mondo delle bocce. Quindi il Veneto sta andando veramente bene, sta seguendo il passo della federazione. In Italia stiamo cercando di sviluppare le specialità in tutte le regioni, perché noi abbiamo purtroppo delle regioni dove si pratica una o massimo 2 specialità, dovremmo praticarle tutte in tutte le regioni. Ecco, quello è sviluppo delle bocce, e soprattutto al sud. Al sud c'è ancora un gap, c'è ancora una distanza notevole tra il centro-nord, il nord soprattutto, e il sud boccistico. Tornando all'impianto in cui siamo, cioè la bocciofila Serenissima, come è venuta la scelta proprio di questo bocciodromo? Ma non è venuta una scelta, si è candidata il Veneto, si è candidata la società, non avevamo altre candidature all'altezza e quindi abbiamo ritenuto che fosse la struttura giusta per ospitare questo bellissimo evento. Ecco, diceva lei che appunto questo movimento si sta crescendo, però c'è ancora un vulnus. Come si può colmare questo vulnus? In particolar modo per cercare di attrarre le cosiddette nuove leve a praticare questo sport, che cosa si può dire, che cosa si può fare in particolare? Ma bisogna creare dei format molto appetibili. Lo sport delle bocce è bello, ma deve essere praticato in maniera agevole, deve essere facilitato, perché la raffa, per esempio, i neofiti hanno grande difficoltà per imparare la raffa, perché è piena di regole, è pieno di movimenti purtroppo dove occorre una grossa preparazione. Non è facile praticarlo per un neofita, per cui noi dobbiamo creare dei pacchetti formativi di avviamento, soprattutto presso i plessi scolastici, che siano appetibili, che piacciono ai ragazzi, che piacciono ai bambini e scelgano le bocce piuttosto che un altro sport.
Siamo con Andrea Tomaello, vice sindaco nonché assessore allo sport del Comune di Venezia. Sicuramente per la Bocciofila Serenissima e in generale per il Comune di Venezia è un onore e anche un onere ospitare un evento di questa portata. Assolutamente sì, è un evento importante di rilevanza nazionale, c'è anche la diretta televisiva, è un'organizzazione importante. La Bocciofila Serenissima ormai è un punto centrale non solo per Favaro ma per tutta la città, è frequentata giornalmente da tantissime persone e oggi sono stati messi alla prova con l'organizzazione finora eccellente di questo grande evento che è la Coppa Italia, quindi tante persone in tribuna, nei campi da gioco ma anche attorno al bocciodromo che hanno partecipato, che sono stati qua in compagnia e sono divertiti in una giornata di sport. E questo è uno sport tra l'altro molto inclusivo perché si pensa sia dedicato solo alla terza età. Non è vero, perché ci sono anche tante persone molto giovani, anche persone con disabilità che lo praticano, quindi è uno sport tra l'altro non molto costoso che può veramente essere praticato da chiunque. È una vetrina importante questo evento anche per questo motivo, ovvero fare in modo che tramite gli eventi, tramite queste manifestazioni, più persone possibili possano avvicinarsi allo sport, in questo caso oggi al gioco delle bocce. È un evento inclusivo, qualche mese fa in questo impianto abbiamo inaugurato un sollevatore per disabili che può permettere anche alle persone con disabilità di accedere semplicemente al campo e giocare. Sono stati fatti vari progetti anche con persone con disabilità ma anche con tante scuole, quindi veramente è un evento a 360 gradi che coinvolge dai più piccoli ai più grandi. Ecco, a livello del Comune di Venezia, quanto è sentito il movimento del gioco delle bocce in particolare e quali altri eventi avete in programma in modo tale da invogliare sempre più persone non solo a praticarlo ma anche a vederlo? Ai Comuni di Venezia abbiamo più di una decina di strutture di bocciodromi in tutto il comune, dalle isole fino alla terraferma. Diciamo che alcuni sono anche molto frequentati, alcuni un po' meno, però ce ne sono tanti dove le persone vanno, partecipano e stanno in compagnia. Molti di questi hanno partecipato alle iniziative che facciamo come settore sport, quelle il saltacorisoga o lo sprint, ovvero di coinvolgere durante il periodo estivo più persone per poter svolgere un'attività sportiva e stare in compagnia. Quindi anche sotto questo punto di vista ci sono tante realtà come quella dove siamo oggi, ma anche altre, anche in alcune isole, che sono efficienti ed efficaci perché sono attive e coinvolgono tanti cittadini. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.